37esima edizione dell'Addio du Fantin nel meraviglioso Borgo dei Fieschi. Anche quest'anno tante sorprese e tante novità per tutti coloro che vogliono partecipare, ma una costante è l'impegno delle grazie d'amore. Allora, quanti siete quest'anno? Allora, intanto siamo circa una ventina di adulti e tanti bambini che ci portano veramente tanta gioia. Non siamo da soli ovviamente ad affrontare questa cosa, siamo insieme ai Sestieri di Lavagna, al Flos Dolatorum e al Comune di Cogorno che ci sponsorizza tanto, cioè ci aiuta tanto perché sono sempre stati in prima linea con noi, a partire dal sindaco per arrivare all'ultimo degli impiegati, dei tecnici, ce li abbiamo sempre veramente con noi e questo è molto importante. Le grazie d'amore si impegnano tutti gli anni anche per l'Addio du Fantin a rievocare le danze medievali autentiche. Quanto impegno c'è dietro questo lavoro? Allora, intanto è una passione che dura negli anni. Purtroppo non ci sono delle vere coreografie scritte di danze medievali, mentre ci sono coreografie scritte di danze dal 400 in poi. Quindi chiaramente un po' come succede adesso si usa pensare che quello che avveniva precedentemente poi viene tramandato, un po' come il valzer, un po' come tutte le altre cose nei secoli. Cosa succede? Succede che noi prendiamo le movenze, cioè ci sono stati dei maestri che nei primi anni del Novecento hanno cominciato a scoprire questo tipo di danza, questo tipo di cose, e attraverso le miniature, i libri, ovviamente le cose, si sono ricreate queste coreografie in base a una metrica di passi, a una metrica di musica, ed è una cosa molto molto interessante anche vedere, appunto come ti dicevo, sulle danze del 400 scritte proprio passo per passo, e quando le senti la musica senti fluire il tempo dentro di te e sono particolarissime. Questo è un tipo di volontariato particolare, a volte si pensa al volontariato in maniera diversa, ma un volontariato è anche questo. Assolutamente sì, però è una passione, io ho una figlia di 25 anni che è cresciuta a pane e danza e storia, comunque ci vuole veramente coraggio anche in questi tempi, perché a volte siamo considerati un po' pazzi, però effettivamente oggi, ancora 5 minuti fa, c'era qua il discendente della famiglia Fieschi e insieme si parlava che questa serata è veramente magica. Sono quasi 40 anni che ci partecipo anch'io e ho la stessa emozione di 40 anni fa. Senti proprio le pietre che parlano e quindi ora mi commuovo, va bene? E niente, quindi penso che questa serata sia veramente magica e senti come fare una cosa, tramandarla ancora, se fosse possibile, ai nostri figli e ai nostri nipoti, sarebbe bellissimo. Falconieri al Borgo dei Fieschi in occasione della 37esima edizione dell'Addio du Fantin. Da dove nasce questo interesse così particolare? Beh, è un interesse storico, la falconeria fa parte della nostra umanità, nasce 4.000 anni fa quando l'uomo impiegò questi animali per motivi venatori, e da allora ad oggi è un'arte che peraltro è stata riconosciuta nel 2010 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, quindi stiamo parlando veramente di uno scorcio della nostra storia che ad oggi è diventata una passione per tante persone che desiderano avvicinarsi a questo straordinario mondo. Quali sono le caratteristiche di questi animali? La caratteristica del predatore sta nel fatto di esserlo già come primo motivo, quindi il predatore emana questo senso di superiorità, di dominanza. Infatti tutte le effigie storiche che rappresentino coraggio, fierezza, nobiltà vengono immaginate con la testa di un falco, con la testa di un'aquila, con la testa di un leone, la tigre ruggente, insomma sono animali che evocano nell'uomo da migliaia di anni qualcosa di straordinario, la potenza del predatore. Voi girate ovviamente tante rievocazioni, immagino in tutta Italia. Cosa l'ha colpita di questo borgo? La straordinarietà del borgo è del fatto che proprio qua, il nostro principale
interprete della falconeria in Europa, Federico II, ha avuto una parte importante, perché Innocenzo IV ha creato questa chiesa proprio rispondendo a Federico II, che era stato scomunicato da Innocenzo IV. Allora Federico II ha mandato qua delle armate, ha distrutto tutto, e lui come risposta dice: io farò una basilica straordinaria, bellissima, per farti vedere che tu qua non hai distrutto niente. E quindi fa parte della storia di quello che è il nostro cultore principale in Europa, che scrive addirittura un grandissimo trattato, De Arte Venandi Cum Avibus, che ancora oggi, dopo un migliaio di anni, rimane il Vangelo del falconiere anche moderno. Ancora una volta Iana Tampe ospiti al Borgo dei Fieschi per l'addio du Fantino. Ormai qua siete di casa, hanno imparato a conoscere i vostri spettacoli di giocoleria, mangiafuoco, eccetera, ma dove vi è partita la scintilla per accostarvi a quest'arte? È partita dall'aver conosciuto due maestri di arti marziali indiane, i quali poi li abbiamo seguiti appunto in India per studiare quest'arte col fuoco, e da lì c'è nata un po' la passione che poi abbiamo sviluppato negli anni. Quindi tutto è nato da dei maestri di arte marziale indiana, che è l'arte che noi portiamo nei nostri spettacoli e poi elaboriamo con cose teatrali, di circo moderno e quant'altro, per portare spettacoli sempre nuovi, si spera, sempre nuovi. Ci vuole anche un po' di allenamento, ovviamente. Ci vuole tanto allenamento, e noi lavoriamo molto sulle tempistiche, sulle coreografie, su una messa in scena molto ritmata, e quindi le prove sono necessarie, anche l'allenamento fisico, la dieta per quanto possibile va mantenuto. Ovviamente più vuoi uno spettacolo di livello, più ti devi allenare e preparare, per evitare poi di non riuscire a farlo. E con il resto degli ospiti del Dio du Fantino avete trovato un buon amalgama? Sì, ormai sono come una famiglia praticamente, sono 10 anni, forse anche qualcosina in più, che veniamo in questa festa, e nelle altre feste anche a Lavagna, nella zona, e quindi sì, sono come una famiglia, anzi li ringrazio anche qui per ospitarci sempre, non si sono ancora stufati, diciamo sempre, però speriamo. Cosa vi ha colpito del Borgo dei Fieschi? Cosa vi colpisce di questo scenario che davvero riporta al Medioevo già solo allo sguardo? Sì, appunto, è proprio quello, l'intimità che si crea in questa festa, l'atmosfera è unica, proprio unica. Poi la basilica fa tutto. Come si fa il mangiafuoco? Cioè, il trucco del mangiafuoco è? È un trucco, è proprio un trucco. Non si può rivelare. Ci sono delle tecniche da seguire, delle regole rigidissime da seguire per non farsi male. Degli studi, comunque anche tanta pratica, come in tutte le cose, insomma. Fra gli organizzatori della Dio du Fantino, ovviamente Flosso Due Latorum, storica compagnia d'armi di Lavagna, di San Salvatore. Cosa avete preparato per stasera? Ma allora, per stasera diciamo che il programma è, fra virgolette, un po' bloccato, nel senso che comunque ci sarà sempre la solita alternanza fra altri spettacoli e alcuni nostri combattimenti, perché chiaramente diciamo che la cornice poi richiede quello, e anche perché storicamente era un po', diciamo, la festa, si faceva il torneo, si faceva vedere al conte quanto erano bravi, quanto erano belli i suoi armati. Quindi diciamo che il programma rispecchia un po' quello degli altri anni, ovviamente, e anche se poi vedremo, noi siamo sempre in evoluzione, quindi magari nel futuro provvederemo anche ad aggiornare questa parte con altri inserimenti. Quanti siete? Ma allora, diciamo che come compagnia, essendo legati non solo al Medioevo ma anche ad altre epoche, in realtà abbiamo una trentina di associati, però sparsi nel nord Italia, non tutti qua del luogo, perché alcune altre epoche di cui facciamo ricostruzione hanno richiamato altre persone che si sono comunque associate a noi pur non essendo qua in zona.
E quanto allenamento ci vuole per fare questi combattimenti in maniera che siano il più realistico possibile? Diciamo che di base ci vogliono degli anni ad acquisire la capacità e diciamo l'abilità del maneggio. Poi una volta che uno è arrivato a un certo livello, il combattimento in sé si può anche preparare abbastanza rapidamente, però è chiaro che alla base, appunto, come dicevo, ci deve essere una conoscenza di quello che si ha in mano, bisogna avere la coscienza di sapere che ha in mano un oggetto che può fare del male e sapere ovviamente come maneggiarlo. Noi ormai sono 35 anni, anzi l'anno prossimo festeggeremo i 35 anni di attività come compagnia d'armi, e quindi la maggioranza dei nostri soci sa, ormai è abbastanza pratica, diciamo che l'esperienza aiuta. Chiaramente ci sono sempre degli inserimenti nuovi a cui invece bisogna chiaramente insegnare. Ovvio che poi andando a posizionare magari una persona che è più nuova, fra virgolette, quindi che è da poco che lo fa con una certa esperienza, si riesce comunque a compensare e a ottenere comunque dei risultati. Testiere di Lavagna e Fidelissimo Contado a voler in giorno di sue nozze, il 14 d'agosto, convenire alle sue case con tutti gli ornamenti per corteggio lucente. La torta dei Fieschi del 70° 2019. Opizzo Fiesco e Bianca dei Bianchi. Quest'anno ci sono un po' di novità nella torta dei Fieschi, a cominciare dal sindaco. Sicuramente questa è la prima novità, però la grande novità senz'altro è intanto una fortissima collaborazione che abbiamo continuato con i sestieri, perché costituiscono veramente una realtà fondamentale per quanto riguarda il nostro territorio, perché ho sempre ritenuto che Lavagna deve ripartire da questo, cioè dalle sue tradizioni, e poche associazioni rispecchiano esattamente questa peculiarità per il territorio di Lavagna. E come avete fatto in questo periodo così un po' di difficoltà a organizzare questa cosa così numerosa? Allora, l'aspetto fondamentale è stato quello di mantenere una linea omogenea già delineata dalla commissione prefettizia, in quanto noi non abbiamo voluto stravolgere niente. Abbiamo apportato delle modifiche, delle nostre idee, ma dal punto di vista della spesa abbiamo rispettato quello che era stato previsto, anzi cercando di realizzare delle economie, in primis cercando di ottenere dei risparmi sia per quanto riguarda l'allestimento del palco, sia per quanto riguarda anche la preparazione della famosa torta. Chi l'ha preparata quest'anno, lo ricordiamo? Sì, l'ha preparata la famosa pasticceria Cavo di Genova, una pasticceria storica presente da prima del 1900. Abbiamo dovuto ricorrere a questo aspetto perché non avevamo avuto disponibilità per prepararla in maniera differente, ma mi sembra che i riscontri che ci sono stati sono quanto mai positivi e siamo oltremodo fieri di come ci siamo mossi. Quante fette ne vanno più o meno? Ne valgono tante e speriamo che veramente ci sia sicuramente una prosecuzione e una continuità, perché torno a dire, Lavagna deve ripartire da questo, dalle sue tradizioni, perché guardando dal passato si può vedere il futuro. Siamo con l'Araldo, che figura è? Dunque, l'Araldo che rappresento io
nella persona di Messer Bulgaro da Masserano, che sarebbe praticamente il cugino del conte Oppizio Fiesco. Era praticamente un nobile un nobile banditore che andava ad annunciare le nozze del cugino Oppizio Fiesco, che praticamente si è unito in matrimonio con la nobile senese Mona Bianca de Bianchi. Ricordiamo in che anni siamo e cos'era la famiglia dei Fieschi per la Liguria? Allora, siamo nel 1230, come comunico io con il mio bando, e la famiglia Fieschi era una famiglia molto potente che assieme alla famiglia Dori si contendevano il potere nel Genovesato, tanto per essere chiaro. E aveva diversi possedimenti, era imparentato con diverse famiglie nobili della Toscana, del Basso Piemonte e anche dell'Emilia. E la tradizione vuole che qui invitiate anche altri gruppi? Sì, questa sera ci sono altri gruppi sempre che rappresentano la tradizione della famiglia Fieschi, del gruppo di Casella, poi anche gli sbandieratori del gruppo di Levanto. Insomma, abbiamo un corteo abbastanza ricco quest'anno, eravamo più di 500 figuranti. Per ricostruire quelli che erano gli invitati alle nozze? Sì, diciamo che era stata una sontuosa festa proprio organizzata da Oppizio per far partecipare la popolazione a queste magnifiche nozze nel 1230. È la prima volta che venite alla torta? No, è da sempre perché abito qui, quindi è sempre il gioco da fare, tradizionale. Come funziona questo gioco? Spieghiamolo un po' a chi non lo conosce. E praticamente dovete trovare il biglietto corrispondente del colore opposto. E di dove sei tu? Di Reggio Emilia. E l'hai già fatta altre volte la torta? Sì, perché vengo tutte le estati. Mi sa che qua hai già trovato. Sì. Che nome era? Era il Fossato. Ma quanti ne avete comprati di biglietti? Io 3 questi qua. Anch'io 3. Già non è andato. E quindi te devi ancora cercare? Io li sto ancora cercando, esatto, però speriamo. Allora buona fortuna. Grazie. Avete già trovato la compagna voi? Subito, appena preso il biglietto ho fatto 10 metri, una ragazza è venuta verso di me e mi ha preso... Ci siamo trovati e abbiamo mangiato questa torta buonissima, quindi è un segno del destino. Buona, io sono lavagnese, quindi ho sempre mangiato la torta di lavagna. Quest'anno abbiamo una torta genovese. Devo dire che non è male, sono stati bravi, l'hanno fatta quasi uguale alla nostra. E tu di dove sei? Io sono venuta da Recco per trovare lui e mangiare questa torta buonissima. Il biglietto era nozze. E siamo stati velocissimi, però l'abbiamo mangiata subito. Io l'ho già mangiata, lei deve finirla però. Bene, allora buon divertimento. Buona serata. Con quale biglietto l'hai trovato la torta? La torta l'ho trovata con il biglietto con scritto in tella. Ed era uno grande o uno piccolo? Grande. E ti sembra buona? Molto buona la torta. Quindi l'anno prossimo ritorni? Sì. Come sta andando la distribuzione della torta? Sta andando molto bene, un sacco di gente, è la nostra prima esperienza qua dietro le quinte, è molto divertente, molto bello. E prima avete partecipato altre volte facendo il gioco? Assolutamente sì, siamo di Lavagna, perciò abbiamo sempre partecipato al gioco e ci siamo sempre divertiti, abbiamo sempre mangiato la torta e quest'anno cambiamo ruolo. E chi è che viene a mangiare soprattutto? Grandi, piccoli? Ma c'è il giusto mix, grandi coi piccoli e viceversa, è sempre molto bella anche per questo. E ci sono anche tanti turisti? Tantissimi turisti che all'inizio ci hanno chiesto un sacco di informazioni che speriamo di averle date giuste e niente, molto molto bello. I sestieri di Lavagna quando sono nati e cosa significano? Allora, i sestieri di Lavagna sono nati nel 1949 insieme alla torta dei Fieschi
e furono creati anch'essi, così come la torta, dall'architetto Ivon Palazzolo. E da allora sono ispirati alle suddivisioni della città di Lavagna, quindi con i 6 sestieri e oltre a questo come gruppo storico nello statuto proprio hanno come motivazione quella di organizzare e ripercorrere tutto quello che è la storia fliscana della città di Lavagna. E quanti siete e continuano a esserci anche nuove persone? Allora, siamo ormai un gruppo abbastanza numeroso. Diciamo che negli anni siamo cresciuti e siamo anche abbastanza composito, perché sono nati quando nacquero saranno stati circa una trentina, adesso siamo all'organico quasi 200 e tra l'altro negli ultimi 15 anni è stato implementato il nostro gruppo dei nostri musici e sbandieratori, che forse sono poi quelli che più di tutti ci rappresentano. Quest'anno come sta andando? Sta andando molto bene, diciamo che quest'anno eravamo molto così, ci tenevamo molto alla torta dei Fieschi. L'anno scorso, come sapete, è stata annullata per la tragedia del Ponte Morandi. Quest'anno abbiamo incontrato inizialmente altre difficoltà relative al dissesto economico del comune, quindi ci siamo impegnati tantissimo cercando di capitolo per capitolo di risparmiare il più possibile, però cercando di fare il meglio, di poter offrire alla nostra città una manifestazione che fosse all'altezza, e mi sembra che questa sera lo si possa vedere. Solitamente quant'è l'afflusso medio di persone? Ma solitamente si parla sempre di 15.000-20.000 persone, e così a colpo d'occhio stasera io sono salita sul palco diverse volte e mi sembra che la piazza sia molto gremita. Ho chiesto anche alle casse come sta andando la vendita dei biglietti, anche dalla distribuzione della distribuzione della torta, e mi hanno detto che c'è molta affluenza, tra l'altro tantissimi giovani. E avete osservato anche un minuto di silenzio per il ponte? Certo, era quello che intanto il nostro gonfalone, il gonfalone dei Sestieri di Lavagna, quello che normalmente apre il corteo non solo della torta dei Fieschi, ma quando andiamo a fare le sfilate in giro sia per la Liguria che per l'Italia, quello che apre sempre che sta davanti al nostro corteo, era segnata a lutto. E poi volevamo dare un segnale, insomma, anche noi come tante altre insomma, noi siamo rimasti anche particolarmente colpiti l'anno scorso, non che altri lo siano stati di meno, però noi eravamo qua quel giorno, il 14 agosto del 2018, nel bel mezzo dei preparativi. È una cosa che ci ha colpito molto e quindi volevamo essere vicini a Genova. E abbiamo pensato di fare un minuto di silenzio proprio prima che iniziasse il taglio della torta e tutti i festeggiamenti. Forza Genova! Bisogna ammettere che se non ci fossero tutte quelle persone, quei volontari che non fanno parte del gruppo dei Sestieri, ma tutti quelli che sono amici dei Sestieri, amici della torta dei Fieschi, non si riuscirebbe mai a organizzare una festa così importante come la torta dei Fieschi, perché tutto ruota attorno a questo volontariato. E saranno più o meno? Ma ci sono tante persone, perché ci sono tanti aspetti della torta, ci sono delle persone che aiutano nel corteo, delle persone che aiutano nell'allestimento della piazza, delle persone che si adoperano per confezionare la torta, delle persone che si adoperano per essere nelle casse. Ci sono tanti, la torta dei Fieschi non è soltanto corteo storico, è tutta una macchina che comprende tanti aspetti, quindi si può sempre parlare di circa 70-80 persone che comunque a modo loro ognuno dà il proprio contributo.